Euroregioni News. Giro d'Italia tricolore, il Friuli Venezia Giulia in vetrina mondiale. Un'impresa maturata in anni di progettazione, riuscita alla perfezione. Abbinare questi due simboli di orgoglio italiano, famosi in tutto il mondo e probabilmente con appassionati differenti, l'uno a terra con l'agonismo particolare del giro di tutta la penisola, l'altro in aria dove il tricolore, generato dai fumi degli MB339 della PAN, è stato un'intuizione davvero vincente. Una tappa che entrerà negli annali non solo perché disputata in una situazione d'emergenza sanitaria ancora in atto, ma anche per l'unicità del luogo individuato dagli organizzatori per l'avvio della frazione. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in occasione della partenza della 15ª tappa del Giro d'Italia da Rivolto di Codroipo all'interno della base aerea che ospita la pattuglia acrobatica nazionale e che si è conclusa dopo 185 km a Piancavallo. Organizzare una partenza all'interno di una base militare è una cosa più unica che rara, resa ancora più complessa purtroppo a causa dell'emergenza coronavirus. Anche se la presenza del pubblico è stata ridotta per garantire che la manifestazione si potesse svolgere in totale sicurezza, l'affetto degli appassionati non è venuto meno. Praticamente tutto il percorso interessato dal giro è stato caratterizzato da appassionati e curiosi che hanno urlato sotto le mascherine e agitato le mani in segno di saluto. A Codroipo c'era una marea di gente, in particolare in piazza Garibaldi, dove hanno portato la curva tra via Italia e via Balilla in direzione nord. Sembrava ci fosse la fiera di San Simone, che quest'anno il Covid ha fatto saltare. Da Codroipo per Euroregioni News, Marco Mascioli. Euroregioni News.